Fil-messaġġ tal-Urbi et Orbi fl-ewwel tas-sena, il-Papa Franġisku appella għal paċi dinjija e kif awgura lil kulħadd tas-sena ġdida. Hawn saħaq li l-paċi għandha tinstab b'mod speċjali fil-familji u fuq il-postijiet tax-xogħol u li l-koll għandna nieħdu ħsieb lil xulxin u ninsew il-battibekki u l-ġlied ta' bejnietna. Huwa spjega li l-paċi huwa don minn Alla li bħala poplu dinji rridu naħdmu dejjem leh. Le famiglie, nel lavoro, nelle nazioni, pace, pace. E ora che pensiamo che la vita oggi è sistemata dalle guerre, delle inimicizie, di tante cose che distruggono, vogliamo pace. E questo è un dono. Dwar il-pandemija, il-Papa Franġisku qal li din għall-mitna nħarsu lejn xulxin b'solidarjetà, valur li hu kruċjali nibqgħu nħadnuh fil-futur. Tkellem ukoll dwar il-gwerra fil-Yemen e kif stqar li ħafna persuni innoċenti qed ibatu, irrimarka fost oħrajn it-tbatija ta' tfal f'dan il-pajjiż mifni bil-gwerer faqar u ġuħ. Fratelli e sorelle, pensiamo ai bambini dello Yemen, senza educazione, senza medicine, affamati. Preghiamo insieme per lo Yemen. Il-Papa Franġisku temm jappella għat-talb tagħna, inkluż għalih. A tutti auguro un anno di pace, un anno di speranza, con la protezione di Maria, la Santa Madre di Dio. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.